città piccola, noi regione piccola facciamo un'iniziativa, successo adesso è molto importante capire quanto questa iniziativa coinvolge Milano, Lombardia, Torino, Piemonte, che sono le nostre regioni di riferimento dal punto di vista turistico, fieristico, espositivo. E qui l'ospitalità tua è per noi particolarmente gradita, perché vuol dire avere la possibilità di parlare con 9 milioni di lombardi, che sono appunto il nostro punto di riferimento più importante per questa iniziativa. Questo rapporto poi è un rapporto storico, perché è evidente che la portualità e la pianura padana, le merci, il turismo sono alcuni dei tanti legami tra i nostri territori che più li governiamo in modo coordinato meglio possono immaginare un loro futuro in questo momento difficile. Noi siamo qui, io sono qui a presentarvi quello che faremo come regione in questa manifestazione, dove presentiamo una parte non secondaria della nostra economia. Alcune parti della nostra regione hanno una fornitura, un motore ancora oggi fondamentale per il nostro vita. Essendo questa una valorità, abbiamo pensato di rinunciare all'idea di una regione che si presenta come diverse province, ma presentiamo un enorme stand con tutte le province, naturalmente rapporto al Bento di Genova, che la sua presenza la città che ospita la sua manifestazione, che poi può veramente esporre un patrimonio di piante, di fiori del nostro paese, di piante, di felci, quindi la regione si presenta questa volta con un unico grande stand, molto grande, che è diviso sostanzialmente in 3 parti. La prima parte è composta dalle piante di acclimazione, cioè quelle che il visitatore, il turista considera liguri ma che non erano autoctone, insomma, palle per esempio, cioè quelle piante che hanno trovato il humus incredibilmente favorevole anche in Liguria, perché non nascono in Liguria. Poi c'è una seconda parte che è composta da tutte le piante di frutta, le piante di cui ormai è ricca la nostra agricoltura, le piante aromatiche di malaso, cioè tutte quelle piante che non sono ornamento, ma che sono attività economica, che sono importanti all'alimentazione e così via. Qui ci sono naturalmente tutti gli aranci, i limoni, gli olivi, insomma, tutte quelle piante che possono anche decorare, infatti sono usate anche per le decorative, queste sono una parte fondamentale della nostra attività agricola. E poi ci sono gli arbusti, sempre verdi, la macchina mediterranea, questa è la terza parte, qui ci saranno ancora le piante aromatiche, perché è chiaro che poi queste piante sono un po' decorative, un po' gastronomiche, e quindi c'è questo grande complesso fatto in 3 parti. A unire queste parti saranno i fiori recisi, che però non saranno messi insieme per varietà, ma per colore. Tutto ciò che è giallo, tutto ciò che è rosso, così via. La limona sarà con le rose gialle, con i limoni più gialli, poi gli OGM si sprecano, ma questo è un altro discorso. In floricoltura la cosa è più complicata, l'agricoltura, insomma, anche meno contestata, insomma, per resti fiori non si mangiano, quindi è una cosa un pochino diversa. Ecco, il paglione si presenterà così, con 3 parti abbastanza distinte, con un collante fatto da fiori di colore, che legherà queste 3 parti e che le presenterà come una macchia unica, insomma, una grande offerta unica. È molto importante dire però ecco, un po' cosa rappresenta per noi dal punto di vista economico questo settore. 8.000 imprese, 20.000 addetti e 350 milioni di euro di fatturato. Certo, è evidente che chi fa automobili, diciamo, con 20.000 addetti fa un fatturato diverso, ma il rapporto tra addetti, diciamo, e produzione in un settore così è molto diverso. Ci vogliono migliaia di persone per occuparsi appunto di fiori, di piante aromatiche di vaso. Credo che sia utile anche raccontarvi la capacità che abbiamo avuto a resistere almeno in parte alla grande crisi
gli olandesi che sono più forti economicamente, che hanno molto decentrato il paese in cui i fiori, come dire, crescono più facilmente, che la manodopera costa molto meno, penso il Kenya, e che hanno fatto poi di Schiphol, di Amsterdam, una grande base logistica per distribuire i fiori più che per coltivarli. Sono cresciuti molto il fiore reciso, ma il fiore reciso è facile da portare perché non appena si porta col carro. E allora i Liguri hanno inventato un'attività completamente nuova, hanno fatto crescere un'attività completamente nuova, che poi è pianta da parte che invasa, e vendiamo 150 milioni di vasi l'anno, cosa abbastanza impressionante, perché quelle sui carri non ci possono andare perché pesano, e quindi quel settore è ancora difeso bene da questa concorrenza, diciamo, la globalizzazione floreale, per così dire, insomma. Per dire di quanto questa popolazione sia data ai cambiamenti, insomma. Del resto i Liguri da migliaia di anni lottano con una natura bellissima, ma abbastanza complicata. Hanno coltivato olivi, fiori, hanno messo serre ma dove l'attività era impossibile, hanno terrazzato, hanno fatto monete secchi che a secoli sono di una dimensione incredibile, e quindi resistono anche con questi cambiamenti, a questi cambiamenti globali, a modo di fare, di produrre, di coltivare, poi di vendere i fiori. Ecco, più o meno si presenterà così sostanzialmente la floricoltura, l'esposizione per la Liguria. Naturalmente abbiamo lavorato anche noi molto sulla ricerca. C'è a Sanremo un istituto che fa ricerca sui fiori, l'IRF, c'è il centro sperimentale, c'è il CERSA di Albeni, insomma si è lavorato molto anche sull'innovazione. Mi piace dire qui che si sta sperimentando proprio a Albeni, proprio a Sanremo, quel fotovoltaico di nuovissima generazione fatto in pellicola e non in pannelli, che pellicola che è messa sulla serra o nelle pareti laterali o nel tetto consente contestualmente di produrre energia e di coltivare fiori. E pensate, se questo diventa una produzione seria come diventerà, come sarà, come dire, bello fare un grandissimo parco fotovoltaico su serre che producono energia e fiori contemporaneamente, e quindi che producono oggetti naturali e aiutano la natura con una produzione energetica compatibile e rinnovabile. Queste sono un po' le cose che vedete lì. Mi auguro che veniate molto a vederle in una stagione che ospiterà poi da lì a poco anche Slow Fish a maggio, il salone del gusto per il pesce, è un momento in cui si riflette sulla biodiversità, in questo caso della pesca, dei pesci e dei pericoli che corrono attualmente a causa di queste grandi mutazioni. L'ultima cosa che volevo dire è che questa è un'altra occasione per riflettere sui rapporti tra Genova e Milano e tra la Liguria e la Lombardia, naturalmente anche il Piemonte, per cui c'è un rapporto di grandissima collaborazione. È evidente che tutto fa pensare a cosa possiamo fare anche noi per il 2011, è evidente, 2015, scusa, è evidente che pensiamo di poter offrire qualcosa per i visitatori che qui non c'è, vogliamo fare una concorrenza su quello che può offrire questa incredibile regione, questa grande città. Pensiamo al porto, pensiamo ai porti, pensiamo al mare, pensiamo appunto a questa grande produzione floricola, tant'è che immaginiamo ormai di anticipare di un anno, e per i 50 anni dell'Euroflora sostanzialmente anticipare di un anno e offrire quell'anno lì. Pensiamo che finalmente possa partire quel valico tanto agognato che rende per i giri di Milano e Genova. Convinto che stavolta ci si riuscirà, non si dovrebbe dire perché l'ho detto già molte volte, però diciamo lo stesso, bisogna pensare che l'Italia possa andare avanti. Se lo dice con forza che giovane persona che ha qualche anno più di noi, perché siete napoletano, bisogna che spieghiamo anche noi, con l'occasione per farti gli auguri e per ringraziarti ancora per questo invito che ci consentirà di lavorare insieme su tanti obiettivi a partire appunto dalla Flora.